Allora, Presidente, tocca a lei, passaggio generazionale e un po' mettendosi anche, visto che vi conoscete tra di voi, i proprietari di ville sono veramente decine e decine, il sentore che ha relativamente alle nuove generazioni, è un po' come quando si parla degli imprenditori, il passaggio generazionale nell'azienda. Tanti hanno il sentore che i propri figli intraprenderanno altre strade e devono farsi una ragione, predisporre le pedine corrette, lo stesso per la realtà delle ville, perché come abbiamo visto sono realtà devono essere realtà imprenditoriali, altrimenti non possono continuare ad esistere. Lei che cosa, come l'ha vissuta e che cosa si sente, cosa percepisce? La mia esperienza, posso raccontare velocemente della mia esperienza. Io a questo punto mi sento già dall'altra parte, diciamo dalla parte delle persone che cercano nella nuova generazione un aiuto, un sostegno. Per quanto mi riguarda personalmente, io ho passato tantissimi anni, una ventina d'anni a Bruxelles, lavorando per le istituzioni comunitarie come interprete. E poi quando purtroppo è mancato mio padre mi sono ritrovata anche lei sì, esatto, sia in azienda che in castello, però sposata all'estero e con una famiglia, con dei figli. All'estero, per cui una scelta molto difficile, però guardi, io ho lavorato come interprete con una passione straordinaria, mi è piaciuto tantissimo il mio lavoro, mi è piaciuta Bruxelles come mi piace tuttora. Quello che però ho sentito è, ritornando in Italia, è il potere delle radici, è una cosa straordinaria, è una specie di richiamo che anche se uno pensa di aver dimenticato un pochino una parte della propria vita, in realtà si riaffaccia in modo estremamente forte, sempre più forte, per cui uno sente, diciamo, questa specie di, da un lato, di dovere. Io sentivo innanzitutto il dovere nei confronti della mia famiglia, nei confronti di una storia familiare, nei confronti anche di un territorio, di riprendere in mano delle attività per le quali forse non ero stata preparata, questo è un dato di fatto. Adesso, pensando invece alla generazione futura, ai miei figli, per loro la situazione è diversa, perché intanto hanno fatto degli studi più adatti rispetto a quelli che ho fatto io per poter un giorno gestire queste attività. Quindi c'è già stata una predisposizione da parte sua come genitore? Assolutamente no, perché è stata una scelta... la scelta dei figli, secondo me i figli bisogna lasciarli assolutamente liberi di seguire la strada che vogliono e poi avere la fiducia che sentiranno comunque questo potere delle radici, come lo chiamo io. E devo dire che dunque i figli hanno fatto percorsi completamente diversi. Mia figlia ha lavorato in giurisprudenza, mio figlio in ingegneria gestionale. Comunque si tratta di materie che in ogni caso aiutano a gestire in chiave moderna queste nostre proprietà. Però sanno che cioè, gli hanno dato un input che entreranno. Diciamo, sì, conoscono la realtà naturalmente del castello, dell'azienda, ne sono assolutamente consapevoli, hanno le loro carriere all'estero perché lavorano, mia figlia in Nuova Zelanda, mio figlio a Londra, dunque sono entrambi lontani, però secondo lei torneranno? Ma guardi, io sento da parte di mio figlio, che nel frattempo si è sposato, per cui ha la sua piccola famiglia, sento che c'è un interesse assolutamente crescente e per di più competente nei confronti della mia gestione, di quello che sto facendo ed è effettivamente uno sviluppo che io trovo molto interessante, che lascio venire, perché non sono per forzare le situazioni, dunque lascio venire e vedo che è sempre più interessato, che partecipa ai consigli d'amministrazione che abbiamo, che partecipa con idee nuove, e quello che apporta sono proprio idee nuove, un modo diverso di vedere le cose, ed è di questo che abbiamo bisogno. Ma è necessario adesso, appunto lei ha citato, come anche il vicepresidente, l'esperienza all'estero, uno vive all'estero, Nuova Zelanda non è dietro l'angolo, ma neanche Londra ormai purtroppo è dietro l'angolo, con determinate scelte internazionali. Entrare nuovamente nella realtà della villa, o è possibile ipotizzare con deleghe di una gestione anche dal di fuori? Secondo lei, in un percorso appunto di evoluzione, visto che tante cose si possono fare a distanza, o il potere delle radici e la possibilità di gestirla al meglio, e la domanda la girerò anche a lei, implica il ritornare, il vivere la realtà della villa, di questo patrimonio, del castello, della tenuta? Allora, secondo me è auspicabile ritornare, anche perché il fatto di ritornare significa viverla appieno, la realtà della villa. Certo, si può delegare, si può gestire a distanza, però bisogna trovare il sistema di gestione
visione giusta, ovvero sia bisogna conoscere la realtà della villa e poi poterla gestire con concetti, con criteri che siano quelli di cui abbiamo bisogno. Io penso ad esempio, un esempio sciocchissimo, quello del sito web. I miei figli mi dicono: ma mamma, non puoi, quel sito così non è pensabile, devi fare questo, questo, questo. E dico una cosa qualsiasi che però implica tutta una sfera legata alla comunicazione, che implica una sfera legata all'immagine, che implica dunque quelle che sono anche le potenzialità di farsi conoscere, di essere un centro appetibile per il visitatore, per chi desidera venire a sposarsi, per chi vuole organizzare una conferenza o altro. No, quello è positivo, lo stare esterni, perché l'esterno ti può dare veramente una visione più ampia e più distaccata. Assolutamente. Perché a volte chi vive una realtà la dà per scontata, ha difficoltà anche a raccontarla, perché la vive ogni giorno e certe cose ci sono sempre state. Chi la vede al di fuori invece dice: ma come non valorizzi questo anziché quest'altro, questo è bellissimo, questo invece non va bene, perché quello ci sta. Però a volte fare appunto un ritorno è anche impegnativo, cioè dico, le generazioni che stanno arrivando giovani hanno lo stesso spirito che ha avuto lei di sacrificio anche, e lei stessa cosa, perché non è così. No, non è così scontato. Io devo vedere il prossimo capitolo, devo lasciare il ma tempo. Adesso è ancora giovane, per cui un paio d'anni hanno tempo ancora di maturarlo. Hanno tempo di maturare. Cosa ne pensa? Anche parlando con i suoi colleghi? Beh, intanto i miei figli hanno ancora più tempo perché hanno 5 e 7 anni, quindi per i prossimi 20 anni possono stare tranquilli e seguire. Però i suoi colleghi che magari hanno situazioni magari più prossime a delle scelte importanti. Io sono assolutamente convinto che sia importantissimo fare esperienze all'estero. Questo aiuta sicuramente un domani e rende il ritorno alla casa, alla famiglia, alla villa anche più facile. Io sono molto contento di aver potuto fare queste esperienze all'estero perché ti apre la mente. Se uno cresce solo nella propria città, nel proprio paese, probabilmente non ha la stessa esperienza, la stessa educazione che può avere viaggiando. E apertura mentale. E apertura mentale, esatto. Sì, assolutamente. Poi è anche vero, io sono assolutamente convinto che la presenza del proprietario della Villa Veneta sia fondamentale nella gestione della stessa Villa Veneta, perché non dico che è lui la persona che la può raccontare meglio di chiunque altro, perché è lui che la vive all'interno della villa e quindi è lui che è la persona di riferimento. Poi per esempio nel nostro caso i passaggi generazionali sono sempre stati gestiti un po' come il maso chiuso in Alto Adige, quindi è sempre stato... È bellissimo per rendere l'idea. Esatto, quindi quando avevamo compiuto 18 anni c'erano spesso discussioni chi di noi fratelli, perché ho un fratello maggiore e una sorella minore, chi fosse il predestinato a mandare avanti l'azienda di famiglia. E mio padre ha sempre voluto che fosse solo uno, proprio per garantire anche la sostenibilità futura alla villa, perché se ad ogni generazione la torta viene divisa in più fette, alla fine diventa più difficile tenere insieme l'azienda. Assolutamente, questo è importante. Tante sono le realtà, veramente qua ho un elenco delle ville che sono aperte e visitabili, quindi ce ne sono veramente tante. Ce ne sono ancora troppe chiuse. È bravissima, ti volevo chiedere, tante aperte però tante ancora sono chiuse, oppure sono aperte in situazioni particolari, eventi particolari. E quello è un po' che l'avevo chiesto anche all'inizio. Voi l'avete fatto come un passaggio importante che sottolineava la Presidente. Cosa implica aprire la propria casa? Perché non è la villa, se è la villa esterna, vabbè, ma la propria casa e il tenerla, come stiamo vedendo da queste splendide immagini, appetibile, visitabile, accattivante, anche perché organizzare degli eventi deve essere all'altezza di poter offrire il meglio di sé. Quindi dietro le quinte che cosa ci sta? Beh, dietro le quinte bisogna essere sempre preparati ad ospitare eventi, ad ospitare viaggiatori, ad ospitare turisti. Far entrare l'estraneo a casa propria. Esatto, e l'estraneo può venire in qualsiasi momento quasi, perché oggigiorno la gente chiama alle 3 del pomeriggio per visitare la villa alle 5 di sera, quindi la villa forse non è più un luogo
tranquillo, di pace, o dove uno si chiude la porta dietro di sé ed è nel suo regno e in quel regno non entra più nessuno. A meno che non si ritiri in appartamenti strutturati tra le mura. Esatto, e poi sì, nel nostro caso c'è anche tutto il parco di 3,5 ettari, che anche quello viene messo a disposizione, quindi sì, bisogna avere anche l'accortezza che tutto sia sempre tenuto in ordine, in modo che la gente che viene a visitarlo lo trovi appetibile e bello da visitare. Infatti, che tipo di ville sono quelle che sono aperte, sono visitabili? Quindi... Sono delle ville che ormai da tempo hanno fatto questo tipo di esperienza, per cui si rendono conto sempre di più di quella che è l'importanza di comunicare anche al visitatore il fatto che la villa non è più quella in cui il proprietario sta chiuso, asserragliato fra le sue 4 mura, pronto a difendersi da qualsiasi intruso che si affacci o che si avvicini vagamente. Il concetto sta cambiando decisamente, e dunque siamo passati dal proprietario, diciamo, chiuso nella sua villa ad un proprietario custode semplicemente della villa, e noi abbiamo cercato di fare un passo in più invece, quello di dire che il proprietario può essere e deve diventare un imprenditore, perché è solo facendo vivere la propria villa che in realtà la fa conoscere, che crea un flusso di visitatori e che a partire da questo si creano poi tutta una serie di attività, un indotto economico anche importante, non solo per la villa naturalmente, ma per l'insieme del territorio. Il ristorantino che si apre l'alberghetto e comincia l'edicola del paese, comincia a vendere la storia della zona, eccetera, eccetera. Dunque tutto questo crea un indotto, e secondo me questo effetto, che io considero quasi un effetto moltiplicatore, perché più ville partecipano a questo tipo di sviluppo e più si creerà una consapevolezza di quella che è la villa veneta, ovvero sia del fatto che abbiamo un patrimonio inestimabile che dobbiamo tutelare non solo noi come proprietari, ma che vogliamo fare in modo che ci sia questo supporto da parte del visitatore, da parte dell'appassionato, da parte dell'amico delle ville venete. Abbiamo una categoria speciale che sono gli amici delle ville venete, che sono i primi ad essere informati delle nostre attività, c'è una piccola quota di associazione. E secondo noi tutto questo è estremamente importante, perché le attività che si possono realizzare in villa sono non tante ma tantissime. Le accennavo al nostro grande tematismo, che è quello di quest'anno per il convegno. Anche il benessere. Il benessere, per l'appunto. Questa è una cosa assolutamente straordinaria, perché in questo mondo nel quale viviamo e subiamo la tirannide degli orari, degli appuntamenti, del ritmo frenetico della vita, si mangia o non si mangia, non cambia o cambia, non ha importanza. Insomma, una vita che spesso e volentieri è sregolata, dove siamo condizionati da tutti quelli che sono questi devices, computer, cellulari, eccetera, eccetera. Il fatto di trovare un momento detox, e utilizziamo appositamente questa parola, per riconnetterci con noi stessi, per riconnetterci con la natura, e questo è quello che vogliamo fare, in modo da mettere di nuovo in equilibrio il corpo con la mente e lo spirito. E avremo tra l'altro delle esperienze molto interessanti, incontreremo dei monaci buddisti ad esempio, che ci faranno fare delle camminate meditative. Insomma, tutto questo per far capire che la villa ci può dare anche questa dimensione di riconnessione al futuro, perché è questa la strada che dobbiamo fare per poter anche diciamo, sopravvivere in condizioni di serenità, per cui l'argomento secondo me è particolarmente importante. Le ville, però, dicevo, offrono veramente, veramente di tutto, e vale la pena di andare anche sul nostro sito web, che è giornata delle ville venete.it, e lì vedere tutti i programmi che vengono proposti. A seconda delle possibilità. Delle possibilità, il sito è fatto in modo estremamente chiaro, sono divise le varie tematiche e le varie province, per cui uno può abbinare provincia e tematica e vedere nella propria provincia che cosa si fa per quanto riguarda la sostenibilità, ad esempio nella provincia di Padova, piuttosto che il well-being nella provincia
provincia di Verona, ed è molto, molto interessante perché proprio uno fa già questo primo viaggio attraverso le ville venete, un po' un anticipo, no? Un avamgusto di quello che sarà poi questo fine settimana del 21 e 22 di ottobre. Che è un po' quello celebrativo, però in realtà, come per dire, ci sono, ci siamo. E coglietele. Sto pensando ad altre realtà, visto che lei prima aveva accennato, anche la Presidente era stata all'estero, eccetera, le Château in Francia, che da tantissimo tempo sono delle strutture, delle ville che sono messe a disposizione dei turisti, sostanzialmente sono delle residenze, no? Alberghiere, sì. In molte case anche non più in mano ai proprietari ma delle multinazionali, oppure anche se andiamo in India ci sono delle sontuose regge di Maharaja che ormai sono da tempo degli alberghi lussuosissimi, molto molto belli, accessibili al pubblico. E da più tempo che non da noi c'è questa modalità di utilizzo, di sfruttamento, tra virgolette, delle realtà. Cosa ne pensa? Beh, penso che bisogna stare attenti a non stravolgere anche la realtà di una villa veneta. Perché più di ispirarmi ai château che sono stati trasformati in alberghi, piuttosto prenderei spunto dai castelli della Loira, che sono riusciti a creare un indotto importantissimo, con una realtà architettonica, artistica forse minore rispetto alle ville venete. Però hanno una fama incredibile. Però sono riusciti a posizionarsi in maniera intelligente, sono riusciti a fare squadra, e questo è un po' l'augurio che possa funzionare anche con le ville venete, quindi fare squadra, partecipare alla giornata delle ville venete aperte, con l'augurio che la villa veneta non sia aperta solo un fine settimana, ma anche infatti, 52 fine settimana. Infatti siamo in chiusura, ha citato i Castelli della Loira, che sono stati emblematici anche di campagne di discussione passate, perché i Castelli della Loira facevano come indotto turistico come tutta l'Italia, e quindi è marketing lì, e sono investimenti anche nella comunicazione. Assolutamente, bisogna dire che i Castelli della Loira sono pochi, ce ne sono una quindicina. Però la maggior parte pazzesco. I francesi sono molto bravi e sanno vendersi molto bene. Dicevo, c'è anche marketing. Per cui perché... sì, è un argomento estremamente interessante, diciamo, è una situazione molto diversa rispetto ad avere 4.300 ville venete tra Veneto e Friuli, avere una quindicina per di più nelle mani dello Stato, diciamo, si possono creare delle situazioni anche appunto di marketing molto più facilmente. È senz'altro un esempio interessante, ma io credo che noi abbiamo moltissimo da dare e che lo potremo fare, dobbiamo però lavorarci e continuare a metterci in sinergia, come stiamo facendo proprio con questo evento. Mi sembra proprio la strada da seguire, e i risultati li abbiamo riscontrati lo scorso anno, prima edizione, stiamo riscontrando un entusiasmo assolutamente straordinario già per questa seconda edizione, per cui siamo tutti sui blocchi di partenza, pronti al via, il convegno il sabato 21 e poi visite a go-go sia sabato che domenica. Grazie Presidente, grazie Vicepresidente di essere stati qui con noi, grazie cari telespettatori di averci seguito anche in questa parentesi dedicata a una realtà che ci circonda, che esiste, che c'è, che per fortuna possiamo anche vedere e godere tutti quanti insieme. Restate naturalmente con noi, dopo la pubblicità ci rivediamo per parlare di altre tematiche in altre interviste. A dopo.